Buonasera, io sono Leo Minniti. Noi abbiamo un piccolo vivaio nel paese qui vicino a Milis. Vivaio ai Campi. Allora si chiama Vivaio ai Campi. Qui dietro di noi sono alcune immagini dei lavori che abbiamo realizzati in questi anni. E si vede anche dalle fotografie che c'è uno stile molto naturale. La nostra idea, quando io sono venuto qui in Sardegna pensando di creare giardini, mi sono reso conto che i modelli dei giardini che conoscevo da anni, che prima di venire in Sardegna avevo operato negli Stati Uniti, a Chicago, per circa 18 anni, quindi avevo già dietro le spalle un'esperienza progettando giardini. Invece quando finalmente mi sono deciso di chiamare Sardegna casa mia circa 20 anni fa, e abbiamo iniziato questo processo la prima cosa praticamente che mi è venuta in mente era: dovremmo iniziare a creare un giardino nostro qui a Milis. Però guardandomi intorno, guardando la natura, il paesaggio, il clima, i ritmi, i colori, la luce, la gente e tutto, mi sono detto, forse invece di iniziare a creare un giardino, quello che dovremmo fare è iniziare a ripensare proprio come dovrebbe essere un giardino in Sardegna, perché non mi sembrava giusto applicare gli altri modelli che un po' le vediamo un po' dappertutto, per l'idea del prato verde circondato da una siepe con le macchie di fiori colorati, e mi sembrava una cosa che praticamente stonava con tutto quello che vedevo. E quindi da lì abbiamo iniziato questo processo. E il processo era, secondo noi, era giusto che un giardino dovrebbe essere legato in un certo modo al territorio che lo ospita. E quindi noi abbiamo iniziato a usare queste parole, giardini che parlano sardo, perché non è che il giardino stesso ha le parole per parlare in sardo, però ci deve essere un dialogo anche stretto tra quello che è il giardino e il territorio. E quindi in questo caso il giardino dovrebbe parlare in un certo senso col clima, con il suolo, e non solo, anche con i colori, anche con i ritmi delle persone che la abitano. E quindi da lì è nato tutto questo processo che da 20 anni che stiamo portando avanti qui in Sardegna. Ecco, Italo Vacca, è bello questo senso anche di appartenenza, questo senso di identità, giardini che parlano sardo. Voi avete creato tanti giardini e oggi parleremo di un caso concreto, un giardino che avete creato a Cuglieri, nel terreno, nella tenuta di Paola Messana, un giardino che tra l'altro è finito nell'ultimo numero della rivista Gardenia, che è sicuramente un grande onore per voi finire all'interno di una rivista così prestigiosa. Ti chiedo di chiarire ulteriormente questo concetto, cioè i giardini che parlano sardo, i giardini che quindi hanno parole, hanno un linguaggio. Ecco, quale linguaggio? Esatto, parlando appunto di giardino legato alla poesia, la poesia è sempre una forma di creazione che mette insieme diversi elementi per suscitare delle emozioni, e questo è un po' quello che anche noi cerchiamo di fare con la costruzione del giardino. Non basta ovviamente un buon poeta, un bravo poeta, si distingue proprio per questo, per poter suscitare delle emozioni, e quello che proviamo a fare anche noi è lo stesso, mettere insieme, come il poeta mette insieme le parole le conosciamo tutti, però metterle bene per creare una poesia non è cosa facile, e così pensiamo anche noi di conoscere le piante, e però di metterle insieme ugualmente non è cosa facile, soprattutto
in certi contesti come può essere, per dire, il giardino di Paola Messana, che ha una storia un po' particolare, perché in genere quando a noi viene commissionato un giardino è sempre l'ultima parte di un grande processo e di un grande progetto, e in genere l'ultima parte è anche l'ultima parte economicamente, ma questo non ha la sua importanza. Invece quello che è successo nel giardino di Paola è esattamente il contrario, per questo Paola è stata veramente lungimirante, ma Paola è così, quindi lei ha pensato prima di tutto al giardino, cioè vedendo questo oliveto, poi ne parlerà anche lei, che un po' rievocava la sua infanzia in Libia. Questo oliveto doveva ospitare un giardino, questo oliveto ospitava una piccola casa, e prima della ricostruzione della casa lei ha pensato invece alla costruzione del giardino. Un giardino appunto immerso in una natura bellissima tra la montagna e il mare, proprio nella campagna di Cuglieri, tra gli olivi. Non si vede la cittadina di Cuglieri, però si vede la montagna e si vede il mare. E quindi ovviamente in questo senso bisognava stare molto attenti a creare qualcosa che fosse bello, potente come vocazione, che però non stonasse con il contesto che è praticamente già un giardino, e quindi bisognava rispettare certi canoni che per noi sono sacrosanti. E quindi ecco, come potete vedere, alcune delle immagini che scorrono dietro sono tratte dal suo giardino, e quindi è un giardino che dialogando con la natura circostante deve cercare appunto non di copiarla, perché quello sarebbe troppo e impossibile, però sicuramente di ispirarsi al meglio alla natura che lo circonda. E da lì ecco l'uso di piante che o per colori o per tessiture possano in un certo qual modo ricordare il paesaggio campestre, quindi l'uso di molte graminacee che possono ricordare appunto le erbacce spontanee, l'uso di alcuni colori non tanto sgargianti, ma soprattutto con tonalità di grigi, e cose insomma che non stonano. Come? Sì, ci sono Sì. Poi ne parliamo. Il giardino è stato costruito attorno, cioè dentro un oliveto, però attorno a una presenza che per noi era, cioè si è dibattuto molto all'inizio se tenerli o meno, perché ostacolavano un pochino la vista del mare. No, però parlo di 5 alberi di mandorlo che erano molto vecchi. Si pensava addirittura di toglierli perché erano proprio un po' filtravano la vista del mare, e invece poi sono diventati i mandorli. Infatti nell'articolo di Gardenia si parla proprio del mandorletto, perché è diventato poi il centro attorno al quale poi si svolge e si sviluppa tutto il giardino. Ecco, ti chiedo velocemente, Italo, come si svolge il vostro lavoro? Cioè, come nasce questo linguaggio, il linguaggio delle piante? Come mettete insieme queste piante? Prima di tutto bisogna, cioè la prima visita consiste nel comunicare prima di tutto con chi desidera il giardino, e poi cercare di comunicare con l'ambiente che ti circonda, e quindi cercare di leggerlo e vedere prima di tutto le esigenze di chi vuole il giardino, e poi cercare appunto di mettere insieme degli elementi che leghino bene. Parliamo sempre di un ambiente costruito, quindi ovviamente cioè si vede che è un giardino, non è che non stiamo pensando di fare una copia della campagna sarda, perché questo sarebbe impossibile. Ci sono tante piante che non sono neanche sarde e non sono neanche mediterranee, però come struttura, come colore e come tessitura possono sicuramente... Come? La salute delle piante? No, le chiedo cortesemente, magari possiamo fare gli interventi alla fine. Adesso lasciamo parlare
i tre nostri ospiti. Sì. Poi magari più tardi, magari... Sì, adesso lasciamo un po' sentiamo un po' quello che dicono. Prego, La Italo. salute delle piante, devo Se, rispondere se vuoi No, chiarire... non ho capito bene la... No, una cosa che volevo aggiungere è che molti pensano che il giardino è un posto che è per ospitare le piante, però io lo vedo più uno spazio che deve ospitare delle persone. E quindi noi quando iniziamo a progettare uno spazio stiamo pensando più alle piante che alle persone veramente che devono vivere quello spazio. E quindi nel caso di Paola abbiamo creato queste viale perché era un invito alla gente di proprio esplorare quel giardino. Qui si vede tutto veramente bene dalla casa perché la terrazza della casa è leggermente più in alto del giardino e quindi è uno spettacolo già vedere tutto. Però io ho voluto creare una situazione che le persone cioè sono invogliate proprio a entrare, a passeggiare in mezzo alle piante. Io credo che ci siamo riusciti bene a creare questo spazio che proprio ti invoglia a fare una piccola passeggiata o andare lì a sederti sopra una pietra, a pensare, a fare una chiacchierata con gli amici. E questo è il nostro motivo. Poi le piante, ovviamente, noi siamo anche esperti in piante e le piante è una considerazione molto importante perché è uno spazio verde, si chiama proprio spazio verde perché ospita delle piante, però la prima considerazione è sempre la gente, sempre le persone che lo devono abitare. No, per rispondere al Signore, poi avete anche a cuore la salute delle piante, chiaramente. Certo, La lasci rispondere, sta rispondendo alla sua domanda. Prego. Leo. certo. No, è ovvio, è la prima, è una nostra prima considerazione, perché poi noi partiamo dalla base. Quello è tuo, Paola. Deve solo accendere. Sì. Prego. Dai. Sì. No, però non lasciamo... Sì. Dai. Vai. Allora, per passare alla frase successiva, volevo semplicemente dire che da 6 anni o 5 anni che esiste questo giardino, non solo le mie piante e il giardino sono in piena salute e non tratto, non tocco, io li parlo e basta, ma soprattutto sono delle piante, in francese si chiamano mellifères, sono le piante che fanno tornare le farfalle e le api. Quindi ho un giardino che è pieno di api e di farfalle e tutti stanno benissimo. Ecco, ma Paola, che cosa dici alle piante? Quando parli? Cosa parlo? Che cosa dici? Con le piante? Beh, questi sono segreti miei. Ascolta, adesso parliamo del tuo giardino. La tua vita si svolge tra Parigi e Cuglieri. Ti chiedo, è venuto il tuo momento, poi torneremo, poi coinvolgeremo ancora Italo e Leo, ma adesso voglio capire perché hai voluto questo giardino. Allora, oggi ho pensato a come rispondere a questa domanda. E la prima risposta che mi è venuta era non lo so. E poi ho pensato a un'altra cosa che è forse un po' più intelligente che dire non lo so, e che penso che nella vita di tutti, e forse ancora un po' di più nella mia che è particolarmente caotica, c'è un misto tra quello che in francese si chiama le hasard e la nécessité, il caso e la necessità. Io sono arrivata a Cuglieri per caso, ma il caso non esiste. Ho comprato questo uliveto per caso, ma anche lì penso che ci fosse dietro una necessità. Ho voluto prima di tutto il giardino, perché io abito ancora in quello che si chiama un deposito attrezzi, non è una casa lì, è un deposito attrezzi. Però ho fatto un giardino che è un giardino, credo, uno dei più belli che abbiano fatto Italo e Leo qui in Sardegna, poi anche uno dei più grandi, perché ho quasi, che cosa, mezzo ettaro, sì, anzi forse ce l'ho mezzo ettaro, ed è una cosa per la quale per me non ho spiegazione, avevo voglia,
avevo voglia. Poi dopo, riflettendo, ho capito che intanto quando ho visto Leo prendere un foglio di carta e fare quei cerchi concentrici e arrivare a cominciare a spiegarmi come vedeva questo giardino con questi cerchi, io non capivo niente ai cerchi, però l'ho trovata talmente poetica come approccio che mi sono detta io vi faccio piena fiducia, quindi fatelo. Quando il giardino ha cominciato a crescere mi sono resa conto di una cosa, che certo mi piacciono molto le macchie di colore, gli amarillis, tutte queste cose che sono le vostre specialità, ma a me soprattutto mi toccano le agavi e lì ho capito che sì, anche lì c'era una necessità, perché mi riporta alla mia infanzia e anche a un incidente che è stato fondamentale nella mia infanzia, quando ho avuto il piede trafitto da una spina di agave sulla spiaggia di Hammamet a 12 anni, perché stavo sempre correndo sulla spiaggia. E lì piano piano è nata l'idea che da quel giardino non sono assolutamente nostalgica né nella mia infanzia né degli anni che ho passato né in Russia né a New York né in tutte le città di più di 10 milioni di abitanti, però ho capito che il fatto che io sia venuta per caso a vivere in questo posto e in questo giardino mi dava voglia di ricominciare a scrivere e soprattutto di ritornare sulla storia della mia famiglia, perché sono metà siciliana e metà russa. La metà siciliana è originaria da Pantelleria e mio bisnonno è partito da Pantelleria a metà dell'Ottocento e ha piantato 3.000 ettari di ulivi in Libia, che hanno fatto la fortuna della mia famiglia. Io sono nata a Roma da un padre musicista jazz che era anche latifondista nel Nord Africa e sono cresciuta a 17 anni nel Nord Africa. Quando babbo ci portava in Libia, io ricordo di questa sabbia, di questi ulivi sulla sabbia, di tutte queste agavi e forse inconsciamente ho voluto darmi la voglia di raccontare la storia della mia famiglia, che conosco molto poco, perché io sono stata giornalista, quindi ho raccontato le cose che succedevano e non le cose del passato. E ho cominciato questa ricerca e penso che, tra l'altro, nel titolo ci sarà anche la parola agave, ma soprattutto penso che domani parto per la Sicilia perché vado a cercare in biblioteca delle tracce di economia coloniale per vedere un po' quale però sarà un romanzo, non sarà una storia. Non sono più giornalista e non scrivo più, non faccio più interviste, non voglio, sulla base di quella che è stata una storia, raccontare la storia di un uliveto nel deserto. E quale miglior posto per scrivere questa storia che questo giardino nel quale vivo? Poi abbiamo portato delle pietre che erano in fondo all'uliveto e queste pietre sono meravigliose, sono come delle sculture, queste bellissime pietre sarde sulle quali io appoggio i panni quando faccio asciugare i panni. Quando sono asciutti li piego e li appoggio su questa pietra, che è una pietra che non so quanto avrà, 1000 anni almeno. E a me mi dà una sensazione di serenità che non posso che ritrasmettere scrivendo. Quindi ho tutto, ho un giardino, ho una biblioteca e ho ritrovato la voglia di scrivere. Bene, io vorrei sentire ancora una volta Leo. Ti chiedo, voi lavorate anche chiaramente, questo è un terreno privato, avete lavorato nella tenuta insomma, di Paola Messana, però voi lavorate anche diciamo, in aree pubbliche, create anche diciamo, giardini pubblici insomma, per la collettività, avete lavorato in diversi paesi della Sardegna. Ecco, c'è secondo te la consapevolezza in Sardegna del valore di un giardino identitario? C'è una piena consapevolezza, anche una consapevolezza delle potenzialità di questi giardini? Allora, è un processo che noi ci teniamo e sono più di 20 anni che stiamo lavorando in questo processo
coinvolgendo i più persone possibile, anche per esempio stasera. Però in un certo senso anche la manifestazione che organizziamo a Millis, abbiamo organizzato per 19 anni un evento che si chiama Primavera in Giardino, e quello è proprio nato dall'esigenza di confrontarci con i più persone possibile. Le persone più appassionate, le persone più esperte, le persone più creative, che hanno idea. E devo dire, in questi 19 anni che stiamo portando questa idea del giardino identitaria, stiamo finalmente vedendo anche dei riscontri positivi anche a livello del verde pubblico in Sardegna. E sempre di più, e ci sono sempre delle amministrazioni, dei sindaci più sensibili, delle persone più sensibili. Una volta, quando la gente era più, si può dire, legata alla campagna, all'agricoltura, allora il giardino aveva quasi un altro significato, cioè, volevano vedere i fiori più vistosi, la cosa più grande, più colorata possibile, più fiorito possibile, perché loro erano ovviamente abituati a essere circondati dalla campagna. Adesso che la gente passa molte ore davanti allo schermo di un computer o dentro un ufficio o dentro un condominio, è chiaro che quando escono anche in città non c'è più quella esigenza di vedere questi fiori vistosi, ma più di vedere la natura come uno l'immagina anche in natura. E quindi per questo noi stiamo portando avanti l'idea che questi spazi possono essere anche un po' spontanei, quindi non devono essere seguiti come una volta un giardino. Di quanta acqua hanno bisogno questi giardini? Allora, noi di base partiamo tutto con le piante che vogliono poca acqua, perché quella è un po' la filosofia che abbiamo. Se viviamo in un clima arido mediterraneo non ha molto senso portare avanti una gamma di piante che vogliono il contrario, quindi noi partiamo già da quel presupposto. Però più che quello è l'idea di creare spazi che possono essere soprattutto dei comuni più gestiti e non tanto, perché si sa che purtroppo è un fatto che la manutenzione è molto difficile per il comune mantenere questi spazi e le risorse sono poche, e quindi quello che stiamo cercando di fare è di cercare una via di mezzo tra la campagna, tra la natura spontanea e il giardino, perché quello che abbiamo, che stiamo sempre vedendo di più, sono sempre questi spazi. Risulta che per esempio la rotonda o l'ingresso di un paese o l'ingresso di un centro commerciale, quando si crea una strada nuova ci sono sempre questi spazi che sono creati dall'uomo, però se si lasciano solo ripopolare delle erbacee sembrano abbandonati, e quindi questo è una cosa negativa perché la gente non vuole l'abbandono. Però quello che stiamo cercando di fare con questo stile è trovare una via di mezzo, qualcosa che si può leggere, perché è importante che il pubblico deve leggere anche il giardino come una poesia, tornando sempre alla cosa. Quindi gli occhi devono trovare prima qualcosa che riconoscono che sia un giardino. Poi da lì però si può passare facilmente a una natura più spontanea. Quindi qui ci sono le graminacee, per esempio, sono le erbe alte che danno il senso della natura, però che si possono magari piantare ordinate, insomma, o mettere una specie di cornice di un'altra pianta che rimane più verde o più fiorito attorno a questi spazi. E quindi questo è l'obiettivo che abbiamo, e che credo che sia il futuro del verde pubblico, parlando in Sardegna soprattutto, perché il paesaggio è quello che è bellissima, e perché non dobbiamo sfruttare questa opportunità che abbiamo, che è straordinario, non perché dobbiamo creare qualcosa che sembra Milano, che sembra Chicago, che sembra Londra o altra cosa che non ci riguarda. Ecco, ma Italo, nel vostro giardino può trovare spazio anche il prato verde, il più classico dei prati verdi?
Assolutamente no. Allora il prato, se ha un senso di esserci, allora sì. Si può anche Però pensare. no, Però in genere appunto la nostra scelta appunto questa è il dialogo con il paesaggio e col nostro paesaggio sia scegliendo delle piante che funzionano col nostro paesaggio e piante che richiedono poca acqua. Ovviamente il prato, il tradizionale prato verde richiede molta più acqua e poi ecco, per noi è proprio una questione di scelta, sostenibilità. di sostenibilità. Poi noi abbiamo dei prati o delle alternative al prato, però non è il tradizionale prato verde. Poi ci sono delle cose, per dire, attorno alla casa ognuno tiene, cioè anche noi abbiamo delle piante che non sono sicuramente a poco fa bisogno di acqua, anzi ne richiedono tante, però sono cose che magari tieni proprio così per avere un colpo di scena in giardino sotto l'albero, ma è una cosa limitata che però deve essere innaffiata ogni giorno. Ovviamente un giardino molto grande come il nostro non può essere innaffiato ogni giorno perché non sarebbe sostenibile, non ce la faremo proprio. Dunque anche un ribaltamento dell'idea tradizionale di giardino. Esatto. Ecco, i progetti nel futuro immediato, che a parte dopo il giardino che avete creato per Paola Messana, adesso che cosa state facendo in questo momento e come vi state muovendo? C'è un progetto per un complesso a Cagliari e qui il contesto è molto bello perché di fronte agli stagni ovviamente parliamo di palazzi con un'architettura anche molto moderna, però i progettisti, gli architetti dei palazzi volevano ricreare all'interno del recinto, del complesso, qualcosa che non fosse il tipico giardinetto col prato e l'irrigatore che si accende 3 volte al giorno, la bougainville, le cose che vanno benissimo anche quelle, però loro cercavano qualcosa di alternativo, soprattutto in un ambiente cittadino dove si può cercare qualcosa di più. Chiaramente cambia il vostro lavoro in un contesto urbano. Certo. Questo progetto è basato molto sulla sostenibilità, quindi è chiaro che il giardino, se tutto il progetto è basato su quello, anche il giardino deve essere fatto in un certo modo. Noi per fortuna nel nostro piccolo stiamo lavorando bene, stiamo lavorando anche tanto, c'è tante cose interessanti che stiamo facendo in questo momento e vedo sempre più entusiasmo dalla parte un po' di tutti, quindi sono abbastanza positivo. Ottimista. Ottimista. Positivo non si può dire. No, meglio di no, in questo momento no. Ecco, Paola Messana, quando vedremo la tua creatura letteraria che stai preparando? Magari la vedremo a Senegal, la presenterai a Senegal in una prossima edizione. Che dici? Perché no? Anche se la prima versione sarà in francese, perché io scrivo in francese. Allora, in quanto ai tempi, una delle più grosse libertà della persona quando va in pensione è che ha passato la vita a avere, tu che sei giornalista lo capisci, dei deadline. Soprattutto io lavoravo per un'agenzia stampa e lavoravo in un paese come la Russia, dove erano tutte storie che andavano mandate a mezzogiorno, non a mezzogiorno e 5. Una delle mie più grosse libertà adesso è che non ho più deadline. Sono capace di scrivere in un mese come sono capace di scrivere in 5 anni. Non lo so, penso che molto dipenderà da quello che trovo adesso in Sicilia, perché ho già molti capitoli scritti, molto è scritto, a parte diciamo la parte storica, e poi quelli che qui scrivono libri sanno benissimo che quando si scrive un libro non si comincia dalla prima riga per finire all'ultima, si fanno dei capitoli, anche il 15°, poi il 12°, poi non è che ci sia una regola, ognuno costruisce
soprattutto se è un romanzo, ognuno lo costruisce come gli hanno insegnato o come lo sente, o un misto di tutte e due, con delle scene che sono tratte da una storia autobiografica e delle scene che sono completamente inventate, quindi non lo so, ma spero presto. Spero presto, ci contiamo. Comunque spero prima del 2022. Va bene, grazie. No, prima di chiudere volevo giusto riportare una frase di Cicerone che penso possa esprimere il senso anche di questo incontro con due creatori di giardini, con Paola Messana che ha voluto fortemente il giardino creato da Italo e Leo. Se possedete una biblioteca e un giardino avete tutto ciò che vi serve, lo dice Cicerone, e penso che sia così. Grazie a Italo, a Leo Minniti, Italo Vacca Grazie. e Paola Messana. Grazie a voi che ci avete seguito. Ricordo che abbiamo un po' di copie. Come? Sì, Sì. prego. Non so se abbiamo tempo, però sì. Certo. Chiedo quanto tempo abbiamo ancora. Chiedo 10 minuti? Prego. Venga qui, però, prego. venga qui. Ah no, non è possibile. No. Ok. Va bene. Certo. Salute della Sardegna. Abbiamo già avuto gli animali infestati da tutte le malattie possibili e immaginabili che sono arrivate dal nord del Mediterraneo, dal sud, da tutto il Mediterraneo. Mettiamola così. Luton, peste suina africana, siamo 40 anni che stiamo combattendo. Siamo qui tutti mascherati perché abbiamo problemi di salute delle piante non interessa a nessuno. I milesi, quando parlo di giardini, parlo dei loro giardini, che sono gli agrumeti bellissimi che noi abbiamo sempre vantato e sempre. Come pensavo quando sono venuto a sentir parlare di qualcosa di più solido che non fossero le piantine mi scuso, non voglio ridere alla vostra professione, ma immaginavo qualcosa di diverso. Non ho visto una pianta, ho visto solo giardini di fioriti, io immaginavo la pianta, l'albero. Guardi, le consiglio di andare, le consiglio di andare, è una cosa molto vicino, vada nell'azienda di Italo e Leo, che basta andare lì e vedrà piante, belle piante, ecco, loro hanno a cura anche le piante, quindi mi sembra che sia, non so, volete rispondere? Un giardino anche. No. Ma questa è la storia del mondo, è vecchia quanto l'uomo, questa storia è vecchia quanto l'uomo. Lei da dove pensa che proviene l'olivo, per esempio? Gli agrumi, Mi dica, gli agrumi dei quali sta parlando, secondo lei da dove arrivano? Da Milis o dalla Cina? È la storia più vecchia del mondo, bisogna stare attenti. Assolutamente sì, noi le piante che vendiamo, quando le vendiamo ai vivaisti, devono essere tutte accompagnate dal passaporto, quindi questo... No, non si tratta di quarantena delle piante, ma no. C'è un servizio fitosanitario regionale alla quale... Sì. Oddio. Va bene. Comunque. No, però adesso basta. Sì, ma No, infatti non ha, cioè, è un discorso vecchio quanto l'uomo, le piante hanno sempre girato in tutto il mondo, adesso non diciamo veramente che stiamo... Dai. Ecco, ci sono altri...
No. Ci sono altri interventi altre domande per... Sì, prego. Sì, importante, è vero. Quanto tempo Allora, avete... noi abbiamo fatto nel corso di un inverno praticamente, abbiamo iniziato un po' prima, vabbè, la progettazione è iniziata già dall'estate, poi abbiamo iniziato a tracciare il giardino, mi sembra era il mese di dicembre, e abbiamo terminato poco prima della primavera, quindi... No, sono già 5 anni, vero Paola? Sì, sì. Allora, il giardino ha, credo, 5 anni, o 4 o 5 anni, adesso non mi ricordo più di preciso, però devo dire che già dal primo anno era bellissimo, perché sono piante basse, quindi non è che sono delle piante che devono crescere moltissimo. Sì, ecco, esatto. Sì, crescono velocemente e poi sono piante che comunque non sono molto alte, Tappezzante, quindi già il secondo anno era una meraviglia. Sì. Quindi Noi normalmente aspettiamo al terzo anno per fotografare un giardino, ma già dal secondo anno si vede bene l'impronto del giardino. Grazie. Comunque ci sono delle coppie anche di gardenia che vogliamo distribuire a chi interessa. C'è un numero limitato, ma fino a quando bastano siete benvenuti. Chiunque voglia. Grazie dell'attenzione, grazie a tutti.